dai Fogolars Furlans in Canada, che il saluto da vostra immagine, no? Perché veramente sono le pueis di acero, che sono 12 aceros plantas 40 anni fa, 41 fa, che rappresentavano i 12 Fogolars Furlans che in che volte e sono venuti a fanus a chattà li loro radris. Voi siete in sedis. Io disaressi che vi do veramente un buon bel saluto, non dall'ente Friuli nel mondo, ma di tutti i Furlans che sono sparnizzati intorno al mondo. Un saluto al comitato organizzatore che insieme a Beppi Toso hanno organizzato queste bellissime rimpatriate. Ivana Carniello, Paola Codutti, Renzo Rigutto, Anna Maria Topazzini e Diana Volpatti. Ovviamente un saluto al nostro sindaco di Udin, Pieri Fontanin, che l'è accompagnato dal vice sindaco Michelini e veduto anche l'assessore Cigolotto. Ma un ringraziamento ai servizi infrastrutture dal comune di Udin, l'architetto Claudio Bugatto, al dottor Carlo Malossi che hanno collaborato veramente e attuato questo bellissimo progetto. Ovviamente un saluto e un ringraziamento al Presidente del nostro Consiglio regionale, Pier Mauro Zanin. Un saluto vi parte anche dall'assessore regionale all'estero per Paolo Roberti, che l'è impegnato in aula, e sai che anche il nostro Presidente Scugni e Cori, perché stanno lavorando per noi in queste settimane importanti. Ho ricevuto i saluti, se non potessi la nostra ambasciatrice dal Canada, Elisa Goldberg, che è impegnata, ma anche l'assessore per tutele da lingue minoritari del comune di Gorise, Maurizio Negro, che ha forti legami con i fradis che sono emigrati in Canada. Al presidente Morandini Giuseppe da Fondazione, e le presento e veduto Eros Isilino dall'Arle, Federico Vicario da Società Filologiche Furlane, ma un saluto e un plauso io faressi al nostro presidente onorari Pieri Pitaro, che le 14 lo hai veduto, da Ise, Pieri, vende van, cade van, perché è stato uno dei primi presidenti che si sono imbattati per arrivare a mettere a posto questo bellissimo monumento. Queste opere monumentali, importanti, voi dite che sono state realizzate dall'amministrazione comunale di Fontanin, che lo ringrazio, perché se fa parte del nostro consiglio di amministrazione, ma ci ha fatto subito a cura le richieste dagli amici canadesi di metterlo a posto. E quindi vi ringraziamo. Come che vi ringraziamo anche Confartigianato Udine, a nome del presidente Graziano Tilatti, da sue maestranze, che con professionalità lo hanno già fatto fuori, portato su a Tarvisio, fatto metti a posto, è ritornato a metti con il fondo, con veramente un bel lavoro, ma ha portato a Tarvisio da cada restauratrice Francesca Comello del laboratorio Il Sole e il Vento di Tarvisio, sotto però l'attente regie di Pierino Chiandus, che veramente è un nostro collaboratore consigliere, però ha gestito un attimino tutte le fasi di questo importante lavoro. Così ovviamente anche dai nostri collaboratori dall'Ente Friuli nel Mondo, da Francesca, Vera e ovviamente Cristian. Dal 1981 per prime volte, da sofferte storie da emigrazione friulana in Canada, i Fogolars sono tornati a terre di origine, per chattare la sua identità, per riviodi di rose radris. Il totem di Saint-Denis, di via Saint-Denis, è tornata a Nassi, al parco McBride, restaurato e restituito ai colori originali dal scultore Davide Nane, l'artista da primis nazioni autoctone da Columbia Britanniche, che lo scolpirono e lo hanno fatto in queste forme. Una statue storiche e religiose, un simbolo di origine di vita in oltre 8 metri di cedro, parte in italiano, così ho lei la descrizione dal totem, che lo scultore indiano David Naan lo hanno realizzato, lo hanno scolpito,
che parlava di una cultura di un mondo lontano, ma già quel totem si sentiva di casa in Friuli, come i friulani si sentono per amore o per forza gente di casa in tutto il mondo. Anche dove finisse il Canada, su un diverso oceano, i friulani hanno seminato il loro cuore e il loro sudore. Da un acero dell'alto sono 12, i 12 uccelli del tuono con il suo becco aquilino sovrastava quel re del creato. Immediatamente sotto l'orso annunciava la comparsa dell'umanità sulla terra e la sua presa di possesso. Ma ecco più giù il pesce nero, in lingua indiana lo scana. Presentarsi re del mare, immagine della realtà del mondo che non accetta liberamente l'uomo. Il cielo e l'uomo di fronte a realtà che non riescono a dominare. A compiere il rituale sacro di fratellanza fra le due comunità è stato presente, e col lancio del tabacco, Max Oni Onti Luis, capo della tribù indiana degli Uroni, e della presenza del sindaco Candolini e Peter Bosa, senatore canadese di origine friulana e l'R di Bertiul, è stato il dono della Federazione dei Fogolars Furlans del Canada, che ha donato al comune di Udin quale omaggio in vista del suo millenario della fondazione. Quindi o clamaresi ca donge di me, il nostro presidente da Federazione dei Fogolars Furlans di Canada, perché ovviamente ha di tornare a dezze che le sta fatto 40 anni fa. Grazie veramente Beppi di aver portato qua i nostri amici Furlans, frades Furlans. Grazie tanto, signor Presidente. Io come provi a contare le storie, l'unica storia di questo monumento. Sono state scontate altre storie, sì, che io devo per chi e per là, nessuno di noi è vero. Come sentite che è vero? Allora che fanno i giornalisti torti, che scrivono benonci chi dicono, di no stuargere le nostre parole, va bene? Ok? Dal 1979 allora è stato fatto il terzo congresso in Canada. Le federazioni sono nascute dal 1974, che erano due di loro, Rino Pellegrina e Don Buffon, che sono là in giro per il Canada, a Iodi e i Fogolars che erano in che volte. Per io se si poteva mettere tutti insieme in una federazione. Avendo una federazione si poteva comunicarsi un in migliore. Senza la federazione era in un sparpagliato, perché il Canada sapete che non è piccolino, sono 3.500 km dal Pacifico all'Atlantico. Dunque i Fogolars non si conoscevano un con l'altro. Allora, il terzo congresso è stato fatto a Vancouver. Di lì era l'abitudine che ogni congresso che facevano per ogni città del Canada, ogni 2 anni si facevano il congresso una volta. Con che era finito il congresso in una città si decideva di là al prossimo congresso. A Vancouver è stato deciduto di fare il prossimo congresso a Udin dal 1981. Allora hanno creato il comitato per mettere in moto questo quarto congresso. E in che volte avevano deciduto il comitato organizzatore ci vino di portare a Udin. Una roba che altre. Dopo è venuto fuori le storie che Udin faceva il millesimo dal 1983, ecco, 2 anni dopo. Però noi altri non potevamo aspettare 1983 perché non arrivavano, avevano di farlo ogni 2 anni. Allora abbiamo deciso di portare una scultura
che rappresenta proprio del Canada, una scultura simbolica del Canada, e abbiamo deciso di portare un totem. Lì il presidente della famiglia furlana di Inche Volte, che si chiamava Agostino, che si chiama, perché l'ha chiamato vivo, si chiama Agostino Martin, era incaricato di chiamare un artista a Vancouver. Vancouver è l'ovest del Canada, è lì che è nasciuto il totem, veramente, di che vengono altre vie, è nasciuto all'ovest del Canada, British Columbia. No, non fa bene l'inglese, scusate, perché spero che qualcuno faccia la traduzione a quelli che non capiscono il furlan, però dal chiaf come mi sono messo tutte le storie in furlan, come se voi in inglese cominci a sbagliare, ok? allora lì abbiamo deciso di chiamare questo artista per farnos un totem, di portarlo a Udine per celebrare il millesimo della fondazione di Udine, della città di Udine. E è stato fatto nel 1981 e si partì. Sfortunatamente non ero io dentro, però ieri a Vancouver ho conosciuto l'artista e ho parlato con l'artista, lo vi metto dentro sulla nave, che era una nave che ha fatto la traversata fino a Genova, e fortunatamente non sa il capitano della nave, che era una nave commerciale, era un napoletano e non ha dato un sussidio alla ditta al porto io il totem fino a Genova. E l'ha promettuto di farlo e l'ha mantenuto la sua promessa. Il totem non è un dono del Canada federale, del governo, è il dono della federazione, con l'aiuto del governo federale canadese, però il dono è di federazione, dai furlans del Canada. Perché la federazione è fatta di tutti i furlans al Canada. Che lì, sì. Allora di lì abbiamo portato il totem, di Genova il camion lo ha chiappato su e lo ha portato a Udine dal 1981. Queste sono le storie, sfortunatamente, sono quasi, mi pare che sono l'unico che si riguarda dal totem, perché quelli che erano in che volte sono diventati vecchi e un po' se hanno l'Alzheimer che dicono e non si riguardano più. L'unica roba che non era stata fatta in che volte, che viene tutto il totem dal bus lì, non viene tutto questo. Dunque la int eins dopo e ti alava che totem, c'è roba easy, in due vegna, non era scritto, non avevi fatto la targa, non sai che le succedute in che volte, se il municipio di, comunque, non è stato fatto, allora è stato così, c'è un'identità. Lo hai fatto per me? No, lo hai fatto per i furlans dal Canada, ok? Comunque, io gli di complimenti a Francesca che ha fatto, noi crotan chiamiamo perché noi voi e l'occhiale, ma Dio non c'è lavoro che ha fatto, è proprio una roba, è un miracolo, e è tornato a farsi un moribondo, perché lei era moribondo quel che, ok? Lei era quasi morto. E allora che mi ha proprio piaciuto ciò che ha fatto e sono tanto contento, non soltanto per me stesso, per tutta la federazione e tutti i focolari del Canada. Grazie tanto, e come vorrei invitare il sindaco Pieri Fontanin a dirnos e voi anzi ringraziare il sindaco che ha mantenuto la promessa che mi aveva fatto e il municipio che ha mantenuto anche loro
dono per noi altri. Sì, grazie. Infatti, anche noi come ente fruin del mondo, dai Furlan se vendi ringraziare questa amministrazione comunale, perché è stato una promessa, 2 anni fa, e quindi metto la puest, dopo tanti stirati paicavei da parte di Pittero alle diverse amministrazioni che per 40 anni si commentava una lavata di muse e nodome, e invece questa amministrazione qua e Pieri Fontanin l'ha arrivata portale al dunque, e quindi sono ringraziati a nome dei canadesi ma di tutti i furlani, perché calcale è il simbolo dell'immigrazione dei nostri frati furlani. Buongiorno a tutti, benvenuti alla città di Udine e grazie a chi che vengono dal Canada a conoscere queste tiare, che le tiare dei vostri vons, di che partite dal Friuli per cercare fortuna. E non si è fatto questo regalo come è stato detto dal 1981. Che io sono una posta di città dedicata al tempo libero, al gusto di fare qualche bella camminata, a celare i plantis che tra l'altro fanno parte della cultura canadese, perché il simbolo di queste bandiere federali è proprio le fue dall'acero. Io vengo, chi che non si è salutato un momento fa con le collate dei suoi. E questo simbolo di culture autentiche dal Canada, dei prince abitanti. Il Papa è come in Canada a riguardare i prince abitanti del Canada. E anche noi che a Udine vuoi riguardare la cultura antica del Canada con queste opere, e opere religiose, fa parte della religione dei indiani del Canada. Ci è fatto un bel regalo 41 anni fa e noi vuoi ho tornato a mettere in lustri queste totem, perché era giusto farlo, perché è un bel simbolo e soprattutto al segno il legame tra i focolari, la federazione dei focolari del Canada con le capitali del Friuli, perché Udine è la capitale del Friuli, che non rappresenta il cuore di tutto il Friuli. E ho disgrazie è pitoso che mi ha detto con forza, ma mantengo le promesse, perché lui vivendo in Canada come tanti altri avesse un'immagine dall'Italia che cloppa, no? E anche magari pensassi che il Friuli sia di compagni dall'Italia, no, per fortuna non si compagni. O si un po' mio, lo dico perché ho quando prometto una robe non le manteniamo. Gli altri sbandi si promettono dopo non arrivano a fare. Allora le promesse sono diventate realtà grazie ai laboratori delle signore Comello di Tarvisio che ha fatto un grande lavoro, grazie a Tilati, alle imprese Tilati che ha fatto tutte le strutture edile e anche ai miei uffici, agli uffici del Comune di Udine, all'architetto Bugato vorrei proprio voi di ringraziarlo con forza perché alla chiappata a cur questo lavoro e l'ha portato in sompa. Quindi grazie delle vostre presenze voi qui a Udine, a riguardare dopo 41 anni c'è che i vostri amici che magari non sono poi hanno fatto per città di Udine per riguardare i 1000 anni della sua fondazione. E anche mo benvenuti e grazie di questo regalo che come è tornato a sé poi l'usuroso rispetto a qualche anno fa. Grazie e buone permanenze in Friuli. Grazie Sindic, un po' distaccato, sei... No, vabbè. Ho veduto fra 12 invitati che sono qua, il Duca Salvin dal Ducato dei Vini Furlans, che dal 1973 è stato il primo grand viaggio da economie furlane, dai vins, che sono là a inaugurare il Focolare Furlan di Toronto. No? E quindi è questo legame anche con l'economia, perché è semplice che sono gli ambasciatori di queste terre, guardate furlans con le vostre imprese, con le vostre saper-fare, gli ambasciatori di queste terre della nostra economia. Ambasciatori anche dagli artigiani, so chiameresti che Graziano Tilà, perché anche col Confartigianato abbiamo fatto stiamo facendo diversi progetti, uno è la formazione da ambasciatori, dagli artigiani.
no? E qua, voi vemi tutta questo, fate che il marcepit qua, e il merito è dal saper fare dai nostri artigiani. Grazie. Un grazie veramente commosso da parte degli artigiani di Udine, ma dell'intero Friuli. Io credo, ringrazio Toso per ringraziare la Federazione dei Focolars del Canada per quello che voi e qualcuno prima di voi avete fatto per noi Friuli. Ho letto ieri sera una cosa, l'Ibars di La Palmon, partiata fortune e per da un eman a chi che resti. È un poeta nostro di Leonardo Zanie. Vi ringraziamo per quello che avete fatto allora, quello che avete fatto durante il terremoto e per l'opportunità che nos avete dato voi come artigiani di fare, come diceva il sindaco, di fare vedere che in Friuli, quando c'è un impegno lo fate. Ho avuto anche noi un po' di problemi, però alla fine ho chiappato il capocantiere più vecchio che cresciuto con mio padre e gli dite Marco che ho di fare e quindi fa delle figure. E ringrazio il sindaco anche per l'opportunità che nos ha dato a noi di fare medico con artigianato e ringrazio tutte le strutture del comune, perché lui che fa male, ma il sindaco ha avuto il coraggio e l'onestà di dire che anche se non aveva le collaborazioni di tutte le strutture, non solo tecniche ma anche dagli operai, compreso i giardinieri che hanno curato il dettaglio, noi non avremmo fatto via le figure. Noi siamo contenti di fare il nostro dovere paruates che si sta veramente bravi e nos date sempre grande solidarietà. Grazie. Grazie Presidente. Mi pare che cosa vuoi tu dite, o hai declamato io? Appunto, tutto mi has detto, o hai declamato io? Scusa, allora io veramente voi sono onorato e voglio fare un regalo a Francesca perché merita i miei, comunque io tutto il tot, io devo nome in fotografie e comunque le io tutto chi che sono arrivate sono stato proprio non credevo neanche che noi voi mi dicevano ma non è che il chi è un altro che il chi è, non è che il che aveva in prima. Purtroppo è sempre che perché lo hai tutto, si là a casa solo, là che faceva il lavoro, anzi abbiamo anche mangiato insieme a misdì e abbiamo bevuto anche una schnappe dopo insieme. E voglio reclamare che noi altri di federazione e i furlans di tutto il Canada e vogliamo presentare che spicciul dono, alle robe semplici, però viene dal cuore, ok? Come che è venuto dal suo cuore a curare questo monumento, noi altri se viene il nostro cuore anche e viene di dare queste robute, ok? Grazie Francesca. Ecco, Francesca Commello, la restauratrice che è tornata dai vite a chi totem. Francesca, venga. Che emozione, grazie. Allora, io rubo due parole, ma oggi è la giornata dei ringraziamenti. Ieri sera ho avuto anche l'onore di partecipare con tutte le autorità e chiaramente la federazione dei Focolars Furlans del Canada alla cena inaugurale di questo loro tour di 5 giorni per il Friuli Venezia Giulia e avevo detto domani ringrazio tutti perché è la giornata giusta. Ho una scaletta che non è quella proprio giusta per il Galateo, però credo che per il mio cuore in questo momento vada bene così. E la premessa che avevo fatto anche ieri è: il totem è stata una sfida meravigliosa e si è chiuso un cerchio che non mi sarei mai aspettata nella vita, perché restauro beni sacri, ma generalmente non sacri per un'altra cultura, un'altra popolazione. Io assieme a mio fratello siamo gli ultimi Comello di questo ceppo che vivono in Friuli, tutti gli altri sono in Canada, quindi probabilmente era un destino che dovesse venire in queste mani. Non la tiro lunga e vi ringrazio. Ringrazio il sindaco, è stato detto più volte, ma se non fosse stato per il suo coraggio
io non avrei avuto sicuramente questa grandissima opportunità. Quindi grazie a lui, grazie alla struttura, il mio contatto era il dottor Malossini. Io non ho mai trovato una persona così presente quando si parla di amministrazione pubblica, quindi veramente grazie. Ente Friuli nel mondo è stato il tramite, è stata la sorpresa, è stato il momento di fortuna, però tramite Ente Friuli nel mondo il lavoro chiaramente è arrivato e qui c'è il presidente Basso, che ringrazio tantissimo, e Pierino Chiandussi, il collegamento fra Confartigianato ed Ente Friuli nel mondo. E quindi un grazie a Confartigianato. Ha parlato il mio presidente, ho l'onore di essere la sua vicepresidente, e è la famiglia del saper fare e quindi abbiamo avuto l'opportunità di dimostrare che effettivamente l'artigiano è qualcuno che la risposta riesce a darla. Io mi permetto di fare un ringraziamento, 2 ringraziamenti particolari. Il primo alle forze dell'ordine, perché quando il totem è arrivato a Tarvisio nel mio laboratorio era impossibile infilarlo, perché lo vedete, non è piccolino. E quindi ho chiesto aiuto a tutte le forze di polizia, finanza, carabinieri, polizia di frontiera e polizia urbana. E tutti, perché era in una pensilina ben custodita però all'aperto, tutti 24 ore al giorno hanno garantito la sicurezza di questo monumento. Quindi è giusto ringraziarli in questa occasione. Ringrazio che sono qui e non hanno avuto una piccola parte, la cooperativa Pluriservizi Vallenale, perché il risanamento della parte interrata del totem è stato veramente un problema. Noi dovevamo garantire che questo monumento resistesse ed era molto compromesso. Grazie a loro, in particolare a Giuseppe Di Bora e a Michele Zagar, siamo riusciti a riportarlo nella situazione in cui lo vedete. E l'ho tenuto per ultimo, anche se istituzionalmente non era giusto, ma il cuore ormai è lì. Ho conosciuto una persona meravigliosa che è Giuseppe Toso. Non avrei mai immaginato nella vita di avere una fortuna di questo genere, e ci sono anche delle affinità che vanno oltre il lavoro e oltre la conoscenza, e questa meravigliosa persona è qui al mio fianco e voglio ringraziarla veramente con tutto il cuore. Grazie. Visto. E vorrei regalare un piccolo riguardo della nostra federazione. Io ho conosciuto, come micro adesso no, e forse non è pausia. Ho conosciuto il morar che avevi davanti alle chiese per poter fare questa farut che no, non è vero, non state mettendo che roba, non è tagliato il morar. Comunque, questo simbolo nostri è le aquile furlane e la fue di acero canadese, rose. E ha scritto, chi l'ha scritto Focolars 2022 in Friuli a Francesca Comello. Grazie di cuore per aver fatto rinascere il nostro totem, Federazione dei Focolars del Canada. Le cartoline dice grazie mille per il magnifico restauro del nostro totem, grazie per aver fatto rinascere il nostro baby, Federazione dei Focolars del Canada, Giuseppe. Io ho portato personalmente questo che è un totem, però non è roba che viene in Vancouver, si vede sotto Made in China, allora no, e questo è veramente fatto a Vancouver degli artisti locali. Okay? Bene, ben ricordo. Grazie mille. E dopo?
ringrazio anche grazie Francesco, ringrazio anche da presenza dall'altro consigliere che ieri con noi, e Dario Zampa e la Anna Maria Pia De Luca, mi pare che di ve le vedude, ecco, quindi grazie. Grazie. O pensi Cristian di salutare tutti e come veramente il saluto conclusivo al nostro Presidente del Consiglio regionale. Grazie Zanin che tu sei arrivato a ritratti un'ora di venire sopra di noi. Grazie, buongiorno a tutti, un saluto a tutte le autorità, a Giuseppe Toso, ai nostri corregionali che sono venuti da così lontano qui in Friuli. No, io credo che, caro Presidente Basso, questa giornata, questa iniziativa sia particolarmente, pur nella semplicità, molto importante, anzi direi molto importante, per due motivi simbolici che questo totem rappresenta. Il primo lo diceva il Presidente Tilatti, la capacità di fare, cioè il totem è qualcosa che non può essere realizzato con una macchina, non può essere industrializzato, è figlio della capacità dei nostri artigiani, e penso di tanti artigiani che dal Friuli sono partiti, hanno fatto grande il Canada, Toronto, tutti i paesi dove, Vancouver, dove i friulani si sono sparniciati, come si dice. E allora questo recupero della capacità del fare è secondo me uno dei primi simboli di questa giornata. E lo dico perché è vero, no? Sugli italiani, purtroppo, signor Sindaco, quando si va fuori poi gli italiani sono tutti visti allo stesso modo. C'è un bel film, Good Morning Babilonia si chiamava, della costruzione delle scenografie di Griffith, di un grande regista americano, siamo a Hollywood, e a costruire la scenografia chiamano artigiani italiani. Non so, durante il film c'erano degli elefanti seduti con la proboscide alzata, è un film straordinario. E durante questo film gli americani, che sono un po' spandoni, lo possiamo dire, gradassi, dicevano agli italiani: ma italiani, sole nella faccia e mani sulla pancia, cioè diceva: siete voi a far niente, stare al sole con le mani sulla pancia. E l'artigiano gli dice, guardandolo in faccia, dice: noi siamo i figli dei figli di Michelangelo e di Leonardo, noi abbiamo restaurato le chiese gotiche di Firenze e di Pisa, voi di chi siete figli? Cioè, per dire che la tradizione, la capacità del fare è qualcosa che ancora oggi dobbiamo riscoprire se vogliamo uscire anche dalle difficoltà che abbiamo di una globalizzazione che non ci rende onore. L'altro motivo è che questo è un simbolo dei nativi del Canada. Il Papa ieri ha chiesto scusa per quello che il mondo occidentale ha fatto ai nativi del Canada, a gente identitaria, con una loro lingua, una loro tradizione, una loro religione, gente legata al loro territorio che una sopraffazione occidentale ha sterminato, lo possiamo dire? Allora a me piace che questo simbolo che ricorda quei valori tradizionali di quella terra oggi sia qui, su un'altra terra identitaria, un'altra terra che ha la lingua, un'altra terra che ha la forza, un'altra terra che ha una morale, in una sorte di legame. Il totem è un legame tra la terra e il cielo, no? È un transfert, lo dico a Francesca, no? È uno straordinario mezzo di comunicazione tra la terra e il cielo. Ecco, credo che insomma, essendo qui, caro signor Sindaco, rafforza il tuo lavoro che stai facendo per tanti anni, anche in questo modo molte volte sottovalutato, schernito, ma io credo molto importante, di dare identità attraverso anche queste manifestazioni alla tua città, alla capitale del Friuli, a un popolo che che è molto vicino al popolo dei nativi del Canada. Quindi grazie a Giuseppe e a tutti i suoi collaboratori, perché ci hanno fatto ricordare con questa giornata due obiettivi verso cui dobbiamo andare: la capacità del fare con le mani e l'identità del nostro popolo. Grazie ancora.
Grazie, grazie Presidente. Proprio per questo vorrei che insomma Giuseppe portasse, questa è la regione Friuli Venezia Giulia, una regione duale, ma diciamo teniamo la prima parte, il Friuli, vorrei che la portasse il sigillo della presidenza del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, quindi diciamo il simbolo dell'assemblea regionale, della comunità della nostra regione, di cui il Friuli è parte importante e io mi onoro di rappresentare, e allora vorrei che nel suo fogolar lo portasse a ricordo di questa giornata. Grazie. Ok, Presidente, fermiti qua. Io inviterei ovviamente anche il sindaco Graziano per i rappresentanti ovviamente anche il nostro Presidente onorari, Pitero, il Presidente Dario Zampa, Anna Pia, Vinca, Linda Ur di queste targhe. Di queste targhe, Anna Pia, Rivito Vinica, Dario Ise, ecco Francesca, ovviamente. Sì, e vin Cigolot, e vin il vice sindaco, assessore. E dici che si indotto. Cindy. Vai, non riesco. Ah, ecco. Vai più indietro. Vai tu adesso. Vai, vai. Vai vicino Come do letture, ovviamente prima di tutto le stemma dal comune di Udine, l'ente Friuli nel mondo, il stemma da federazione dai 16 popolari furlans dal Canada. Questo totem, donato al comune di Udine dalla Federazione dei Popolars del Canada, col contributo del governo federale canadese, è stato inaugurato il 19 luglio 1981 per il millenario di fondazione della città. L'opera è stata scolpita in legno di cedro plurisecolare dallo scultore Dave Naane, artista delle prime nazioni autoctone della Columbia Britannica. Il restauro del totem è stato realizzato dal comune di Udine. Udine, 27 luglio 2022. Allora questa piccola lettera del Presidente, come alle che voi vedete prima, e queste è la storia vera del totem. Allora qualcuno che vuol fare robe sul giornale, la descrive che roba qui è buona. Ok, no altri. Come abbiamo cominciato ieri sera il congresso, si trasferì da sede dal castello di Udine per continuare sulle parti. Ecco, diciamo anche mentre guardavo dalla mia posizione vedo che lì il ramo è non so se per un fulmine oppure per il vento, ma a parte questo bisognerebbe, visto che questo è legno, bisognerebbe pensarci anche sotto questo aspetto. Grazie della Questo congresso che facciamo, come insomma chiamò che qui è il primo andiamo 4 di là in davanti. E sono sicuro che tutta la Raben, anche il team Furlan che lo guarda in davanti. Però io clamo Bepitoso, chi Bepitoso là? Bepitoso non fa le robe di persone. Bepitoso lavora con Inco. E da uno di Bepitoso sono in che lavorano. Paola Coduti, Renzo